Follonica batte il Forte 6-1, una partita bella perché insomma le squadre hanno giocato a viso aperto come si dice, però in questo momento Follonica sembra avere qualcosa in più quando incontra voi rossoblù. Riccardo Ognata, che è successo? Oggi pensavo probabilmente quest'anno il Follonica è la bestia nera del Forte dei Marmi. Andiamo sempre sotto, abbiamo sempre da rincorrere, quando c'è da rincorrere qui al Capannino è complicata la cosa. Stasera è andata così, stavamo giocando alla pari, poi hanno allungato e poi è stata tutta una partita di rincorsa. All'inizio del secondo tempo abbiamo preso quel rigore, siamo andati 3-0, è un po' spaccato la partita, ci siamo dovuti scoprire un po', sono stati bravi e cinici il Follonica in contropiede e hanno fatto la partita che dovevamo fare. Forse noi dovevamo stare un po' più coperti, cercare di portarla un po' più lunga. Le assenze hanno pesato sia in casa del Follonica Francesco Banini per la febbre, ma anche nel Forte dei Marmi, insomma, rinunciare a Federico Ambrosio è difficile. Sì, per noi è già la terza partita, mi sembra, senza Federico. Non è un cambio importante, è un titolare importante e sicuramente manca. Speriamo recuperi presto e rientri e ci dia una mano. Comunque è la prima partita che perdiamo in campionato, siamo contenti al di là del risultato e continuiamo a lavorare così.